Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show sul social. Oggi appuntamento dedicato alla politica con il graditissimo ospite che ormai da tempo, ogni mese ci relaziona su quello che accade a Roma e in riferimento anche alla Sardegna. Parliamo di Andrea Frailis e con Andrea Frailis, deputato del Partito Democratico. Ciao Andrea, buonasera. Buonasera Fabrizio, buonasera a tutti quelli che ci vedono e ci ascoltano. Allora Andrea, innanzitutto ti chiedo, la prima domanda riguarda un po' l'immediatezza, perché poi siamo già nella settimana che ci porta al cosiddetto Election Day in Sardegna per quanto riguarda le amministrative e in tutta Italia anche per quanto riguarda il referendum. Partiamo magari dalle elezioni amministrative. State girando la Sardegna in lungo e in largo per sostenere ovviamente i candidati del centro-sinistra, un lavoro lungo, certosino. Qual è il clima che si respira? Perché solitamente quando si parla di elezioni nei vari comuni c'è sempre questa sorta di disaffezione alla politica e continua a essere questo trend, oppure pensi che il vento stia cambiando? Ma in realtà la disaffezione alla politica esiste, è inutile negarlo, però le elezioni amministrative, specie da noi in Sardegna, sono vissute in un clima tutto particolare, perché tu mi insegni che il clima nelle amministrative, specialmente nei centri più piccoli, vive anche di piccole tensioni personali, di rapporti spesso familiari, ma comunque conflittuali. Insomma, questo contribuisce ad accendere un po' il clima. Sicuramente le notizie che arrivano a livello nazionale e internazionale non contribuiscono ad accendere l'attesa per questa elezione. Ma io, ad esempio, sto girando per il mio partito, il comune più vicino è quello di Selargius, dove appoggio il nostro candidato Franco Camba, un insegnante molto bravo, tra l'altro con un'esperienza anche da vice sindaco a Selargius quando Mario Sau venne eletto sindaco. Insomma, sto girando parecchio, c'è anche Oristano che è una zona molto importante, tra l'altro lì a Selargius la nostra coalizione comprende anche il Partito Sardo d'Azione, che invece a livello regionale sostiene il centrodestra e il governatore Solinas. Quindi insomma ci sono molti motivi per cui dibattere, per cui confrontarsi. Io sono molto fiducioso che la coalizione di centrosinistra e il nostro partito possa ottenere un buon, se non ottimo risultato. Credi che possa essere una cartina di tornasole per le imminenti, diciamo così, 2023? Ci saranno le politiche, quindi Parlamento, ci sarà qualche comune che andrà al voto, poi ci sono le regionali. Credi che possa essere una cartina di tornasole o fanno, diciamo così, gioco a parte, fanno partita a parte? Ma come ti ho detto poco fa, il clima che si respira nelle elezioni, il clima preelettorale per i comuni, specialmente quelli più piccoli, è completamente diverso. Sicuramente alcuni riflessi ci saranno. Beh, ad esempio abbiamo in Sardegna una regione che è praticamente bloccata dalle faide interne al centrodestra, una giunta che non riesce a svolgere nemmeno la quotidianità. Tu sai benissimo che il centrodestra è bloccato da un rimpasto per cui alcuni schieramenti sollecitano e rivendicano uno o due assessorati in più. Insomma, siamo bloccati per le faide del centrodestra, questo occorre dirlo. Il Consiglio regionale non si riunisce, non si sa da quando, per appunto questi veti incrociati, e per cui insomma questi potrebbero essere dei riflessi sulle elezioni amministrative. Mi auguro che l'elettore, quando va a deporre la scheda nelle urne, oltre alle considerazioni proprio del proprio paese, del proprio comune, pensi anche ai danni che questa giunta di centrodestra sta facendo all'isola. Dicevamo Election Day anche perché in tutta Italia si voterà per il referendum 12 giugno, 5 quesiti che riguardano la giustizia, sono 51.000 gli italiani che saranno chiamati al voto, sono 5 quesiti referendari che riguardano proprio la giustizia. Io li potrei anche citare molto velocemente. Uno è l'esclusione delle politiche per le persone condannate a legge Severino, l'altro è l'eliminazione dell'istituto della reiterazione del reato, la separazione delle carriere in magistratura, le cosiddette pagelle ai magistrati e l'ultimo le nomine dei membri del CSM. 5 quesiti che saranno importanti, però credo che prima di tutto sarà da, come si dice in gergo, abbattere il quorum, perché forse credo che sia proprio quello la prima misura. Come ti comporterai tu, come si comporterà il Partito Democratico e quindi il partito a cui fai riferimento?
Allora, dico subito che dal punto di vista personale mio, io non andrò a votare per i referendum e il mio partito, io ovviamente non parlo a nome del mio partito in questo momento, ma il mio partito non ha dato il suo appoggio a questi referendum. A titolo personale alcuni colleghi lo hanno appoggiato, io assolutamente, assolutamente no. Il Partito Democratico ha lasciato piena libertà di coscienza in questo caso, ma sicuramente non è tra i partiti che si sono battuti per organizzare questi referendum, per raccogliere le firme e per proporre. Io spiego subito la mia posizione. Primo, queste questioni, soprattutto relativamente alla giustizia, vanno decise in Parlamento, non sulla base di referendum, per carità, rispettabilissimi, ma la gente sta andando a votare in realtà senza sapere, perché non c'è stata la necessaria informazione, senza sapere per che cosa sta andando a votare. Quindi questo è un precedente pericolosissimo. Dover decidere anche delle cose importanti come il referendum sulla giustizia sulla base di un'informazione che non c'è stata. Dobbiamo dire, gli italiani stanno andando o dovrebbero andare a votare, mi auguro che ci vadano sempre meno da questo punto di vista, per delle questioni di cui non conoscono assolutamente. Primo, la separazione delle carriere della magistratura è un falso problema, perché in realtà la separazione delle carriere esiste già. Le cosiddette sliding doors, le porte girevoli, non sono un problema, soltanto lo 0,9 o 0,6%, adesso non mi ricordo, dei magistrati è passato da una magistratura requirente a una magistratura inquirente, quindi questo non è assolutamente un problema. Io sono, per fortuna, dico, la Corte Costituzionale non ha ammesso i quesiti relativi alla responsabilità civile dei magistrati, anche questo è un falso problema, i magistrati già pagano non direttamente ma attraverso lo Stato, quindi questo non è un problema. Io ho molta paura che ci siano delle vendette da compiere attraverso questi referendum contro i magistrati, ho paura che si voglia anche creare un magistrato soggetto, questo sì, alla politica, e quindi questa sarebbe una situazione molto, molto pericolosa, creare dei PM, quasi dei super sceriffi all'americana, e io questo assolutamente non lo voglio. Quindi io non andrò a votare per questi referendum e quindi mi auguro che come me facciano in tanti altri. Torniamo un po' alle vicende di casa nostra. Uno degli argomenti che sta invadendo la stampa non solo regionale ma anche quella nazionale è la cosiddetta invasione di cavallette. Proprio nei giorni scorsi ben 30.000 ettari di campi invasi fra le province di Nuoro e Oristano, giusto per fare un esempio. Stiamo parlando davvero di un'invasione vera e propria, con la denuncia da parte di tante organizzazioni di categoria come la Coldiretti. Ecco, che cosa è stato fatto a livello regionale? Lo possiamo anche dire, insomma, c'è l'interessamento, c'è stato, ci sarà, non lo so, dell'assessora Gabriela Murgia, però anche a livello nazionale, dicevamo, comunque è un problema non di poco conto. Assolutamente, io sono anche componente della Commissione Agricoltura, quindi questo è un problema che mi tocca direttamente. E proprio sabato sarò a Scano Montiferro per una 3 giorni organizzata da Coldiretti. L'occasione è quella dell'anniversario degli incendi che hanno devastato i nostri boschi proprio nel 2021, ma in quella occasione conto anche di confrontarmi con i miei colleghi e con gli esperti del settore sul problema delle cavallette, che sono davvero una piaga quasi biblica che mette in ginocchio coltivatori e non soltanto. Il problema è che io non sono un esperto, ma ho parlato con gli esperti, ci confrontiamo quasi quotidianamente con gli esperti a Roma e a Cagliari. Le cavallette sono un problema che si verifica, che si ripresenta ciclicamente nelle zone dove i terreni sono incolti. Allora, ripeto, non sono un esperto, ma così mi è stato detto, uno dei modi per evitare l'invasione delle cavallette è coltivare i campi, ararli. E quindi in qualche modo far sì che l'agricoltura ridiventi un'attività primaria della nostra regione. Su questa prospettiva ci sono anche le organizzazioni professionali di categoria, hai citato la Coldiretti, ma anche Confagricoltura, CIA, tutti coloro che si occupano di agricoltura in Sardegna. Quindi bisogna avere cura dei campi. Poi
dal punto di vista scientifico occorreva forse intervenire un po' prima, perché le cavallette hanno un ciclo biologico preciso sulla riproduzione, quindi sarebbe inutile non inutile, ma insomma poco produttivo intervenire adesso. Sicuramente li si può debellare con i pesticidi, in maniera volete, ma insomma il problema è far sì che le cavallette non arrivino, non si riproducono e quindi che devastino i campi. Occorreva probabilmente intervenire leggermente prima. Un altro, diciamo così, tema di dibattito che ha suscitato molto clamore anche a livello nazionale riguarda i cosiddetti giochi di guerra in Sardegna. Anche lì tante spiagge interdette, ben 17 le aree vietate agli abitanti, soprattutto nelle zone del sud Sardegna. Ecco, anche in questo le esercitazioni sono andate avanti fino al 27 maggio, quindi in teoria salvaguardano in qualche modo la stagione estiva, ma di certo gli strascichi continuano ancora oggi. Ecco, ti chiedo perché e che tipo di eco è arrivata a Roma della protesta che è partita dalla Sardegna. È arrivata e come l'eco di questa. Allora, chiariamo, anche qui sono interessato direttamente perché sono anche componente della Commissione Difesa. Le esercitazioni sia in bianco sia a fuoco in Sardegna, sai meglio di me, che si sono succedute negli anni insomma, e anche nei decenni. In commissione io mi sono sempre battuto affinché le servitù militari nell'isola ottenessero il giusto riconoscimento e soprattutto un graduale ridimensionamento. Noi paghiamo un prezzo troppo alto alle servitù militari, siamo la regione che in percentuale ne ha di più, quindi dobbiamo assolutamente fare in modo a Roma come a Cagliari che queste servitù militari vengano ridimensionate. Detto questo, a me sembra un allarme assolutamente eccessivo. Le operazioni che si sono svolte in mare e nel territorio della Sardegna, come detto, non sono le esercitazioni di quest'anno, non sono state, giusto per capirci, decise sull'onda emotiva della guerra in Ucraina. Assolutamente questo non c'entra nulla, sono delle operazioni che già erano state programmate e delle operazioni che sono state portate a termine nei tempi e nei modi previsti, come hai ricordato tu, il 27 di maggio si sono concluse. Ricordo anche che le esercitazioni militari prevedono poi la chiusura di certi spazi di territorio, di mare e di territorio, ma che ad esempio come per le servitù militari esistono anche degli indennizi ad esempio di pescatori che non possono svolgere la loro attività per la concomitanza con le esercitazioni militari. Ho avuto modo anche di parlare con alcuni amministratori locali che assolutamente mi dicono che non ci sono state delle novità rispetto agli anni precedenti, quindi non c'è motivo di questo allarme. Dico anche che le operazioni di quest'anno hanno anche riguardato una importante attività svolta nel campo della protezione civile, perché tu mi insegni che i militari hanno svolto anche e svolgono delle attività di protezione civile a vantaggio della Sardegna. Basterebbe ricordare il contributo che hanno dato in occasione di alluvioni o quant'altro. Basterebbe ricordare, questo è molto più recente, il contributo che la sanità militare ha dato in occasione del Covid-19, prima in relazione alla diagnostica, quindi alla effettuazione di tamponi diagnostici per il Covid-19 e poi nella effettuazione dei vaccini. Detto questo, come detto, ripeto ancora in sintesi, io sono per una graduale riduzione delle servitù militari che impattano in maniera eccessiva sulla Sardegna, ma devo anche dire che non vedo nessun motivo di allarme dalle esercitazioni più recenti. A proposito di alleggerimento, passami questo passaggio, diciamo così, di argomento, perché parliamo un po' di economia, sempre legato all'aspetto politico, perché ci sono i dati dello CSE per quanto riguarda i caro prezzi. Allora, ovviamente anche commentato dal presidente di Banca Italia, Ignazio Visco, perché in Italia, l'Italia è in Europa, dal 90 al 2020, la nazione che ha avuto le buste paga più alleggerite in assoluto, l'unica in Europa che l'ha avuta alleggerita, per la verità, ecco, devo essere sincero, e la Sardegna è tra le ultime. Io cito un dato: in media le retribuzioni in Sardegna sono più basse di circa 2.700 euro all'anno rispetto alla media italiana. Va da sé che l'Italia, ad esempio, dal 90 al 2020 ha una busta paga di meno 2,9%. Tutti gli altri paesi in Europa hanno un segno più. Ecco, è così grave la situazione oppure è una congiuntura? Però se è una congiuntura, perché solo l'Italia?
Ma allora, in primo luogo dobbiamo chiarire se le buste paga riguardano la pubblica amministrazione o il settore privato, perché la pubblica amministrazione sai Certo. benissimo che si muove sulla base di contratti pubblici collettivi e quindi non può attuare né aumenti spropositati né insomma defalcazione, non so quale termine usare, della busta paga. Poi nel settore privato, anche qui, il settore privato ha dei contratti che devono essere rispettati. Ultimamente c'è la grande polemica, tu mi insegni, relativa al settore turistico, per cui Sì. gli operatori stagionali specialmente che non gradirebbero lavorare nel settore turistico stagionale perché le paghe sarebbero troppo basse e soprattutto ci sarebbe la concorrenza del reddito di cittadinanza. A mio parere un falsissimo problema è questo, perché ripeto, anche i contratti dei privati sono dei contratti pubblici, nel senso che sono pubblicati e devono essere rispettati. I lavoratori stagionali o i lavoratori a tempo indeterminato devono essere pagati sulla base di questi contratti. Non esiste a mio parere, neanche nella mente dei giovani, questa concorrenza del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza può essere anche criticato, nel senso che molto spesso, qualche volta, anzi non molto spesso, talvolta viene utilizzato a sproposito, cioè è stato concesso a chi non ne aveva diritto, ma non possiamo buttare insieme il bambino con l'acqua sporca, perché il reddito di cittadinanza, lo ricordo, è un provvedimento che va a combattere la povertà diffusa di questo paese, una povertà diffusa specialmente nelle regioni meno attrezzate dal punto di vista economico come la Sardegna. E tra l'altro una forma di reddito di cittadinanza, una forma di sostegno di reddito, una sorta di welfare esisteva già. Si chiamava in altro modo, il reddito di inclusione, ha avuto diversi nomi, ma insomma è una cosa che assolutamente serve. Poi si vogliono aumentare i controlli affinché vengano scoperti chi li ha preso e non ne aveva diritto, benissimo, è giusto così, è giustissimo, ma non è che possiamo assolutamente negare anche l'evidenza di una utilità del reddito di cittadinanza, perché in alcuni casi si sono verificati degli abusi. Gli abusi non possono assolutamente mettere in discussione l'utilità di questo. Poi per quanto riguarda i contratti, rispettiamo i contratti. Chi lavora nel settore turistico o negli altri settori privati deve rispettare i contratti, così come deve rispettare le norme stabilite per la sicurezza dei lavoratori. Questo purtroppo è un'altra grande piaga. Oggi si muore un po' di più, soprattutto nei cantieri. Bisogna rispettare i contratti, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della sicurezza. Anche perché mi colpiva soprattutto sul discorso statistico il potere d'acquisto molto più alleggerito, e visto appunto che siamo in una fase in cui è vero che il PIL sta aumentando, ma è anche vero che la congiuntura della guerra sta causando un problema di inflazione, va da sé che il potere d'acquisto ridotto significa praticamente il consumo. Anche da questo punto di vista, se mi permetti, bisogna controllare, bisogna monitorare i prezzi, perché io sono d'accordo con il fatto che la guerra e il Covid prima e la guerra poi abbiano creato una instabilità economica anche nel settore prima, ma bisogna controllarli, perché a mio parere ci sono degli aumenti spropositati e ingiustificati dei prezzi. Pareri ingiustificati dei prezzi. Leggevo stamattina che in tutta Italia, in Sardegna in particolare, è di nuovo aumentato il costo della benzina. Questo è un qualcosa sul quale bisogna scoprire il perché sono ingiustificati questi. Allora, il cittadino deve sapere che la pubblica amministrazione deve controllare e controllerà e vigilerà su quelli che sono gli aumenti dei prezzi, perché alcuni di questi sono assolutamente spropositati e ingiustificati. Concordo sul costo del gasolio, del carburante, perché stiamo ritornando ai livelli a 1,9, a 1,9 esattamente, quindi sarà necessario intervenire, credo. Allora Andrea, io ti ringrazio come sempre di cuore. Grazie a te. E ci rivediamo presto, magari per commentare a proposito le elezioni e le amministrative che, ricordiamoci, si svolgeranno il 12 di giugno. Se vuoi, nella prossima intervista potremmo anche parlare del Cagliari, se vuoi. Perfetto. È un altro dei punti dolenti di questa settimana in Sardegna. Grazie a tutti e comunque grazie a te soprattutto per la disponibilità. Grazie a te Andrea, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito. Come sempre vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere questa bella chiacchierata. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra, il talk show sul social. Grazie ancora. Buona serata a tutti, grazie. Ciao.